Jessica Cantone, sindaco di Fiume Veneto, si sono riaperte le scuole, ovviamente in presenza. Sì, sì, direttore, con gioia ovviamente lo diciamo. Giovedì si inizia. Quest'anno i ragazzi della primaria di Cimpello frequenteranno a Fiume Veneto per consentirci di lavorare sulla loro scuola, di renderla più sicura, di renderla più bella, ma ovviamente tutti i servizi verranno garantiti. Proprio per quanto riguarda gli alunni di Cimpello abbiamo riconfermato oggi in giunta il progetto che era partito l'anno scorso, dopo scuola Cimpello, per consentire anche a loro di uniformare l'orario scolastico con quello degli altri plessi. L'associazione Amico Nonno, l'associazione di volontari che da anni lavora per aiutarci nel trasporto, ma anche nell'ingresso e nell'uscita dei ragazzi, è pronta ovviamente a ripartire. Quest'anno riprenderà il servizio anche sulla scuola primaria di Bannia. Con il 4 di ottobre, quindi quando gli orari scolastici diventeranno definitivi, partirà per il secondo anno anche il servizio di doposcuola comunale. Il numero di iscritti è superiore rispetto all'anno scorso, quindi questo insomma ci fa ben sperare su vari fronti, insomma. Per quanto riguarda invece il plesso di Bannia, c'era un'iniziativa sportiva strettamente legata all'attività del plesso di Bannia, che purtroppo per l'inagibilità della palestra appunto della frazione non potrà essere svolta lì, ma abbiamo previsto un servizio di scuolabus che consentirà ai più piccoli di Bannia di proseguire in questa attività. Quindi tutto è pronto, io auguro ai ragazzi davvero di partire con entusiasmo e con curiosità, e non soltanto nello studio, perché il direttore riprende anche lo sport, riprendono le attività culturali, l'attività musicale, delle grandi e delle forti associazioni che ci sono sul territorio fiumano. Quindi auguro a tutti davvero coraggio, grinta e sempre tanta voglia di imparare. Grazie Jessica Cantone, sindaco di Fiume Veneto. Lui è un giovanissimo imprenditore, Dan Mirza, e si candida